Sono orgoglioso perché questa è un'eccellenza, non vedo l'ora che cambino gli equilibri in Europa per difendere tutto il Made in Italy, tutto l'agroalimentare, perché il falso Made in Italy che viene spacciato in Europa e nel mondo ci costa almeno 40 miliardi di mancate esportazioni, quindi sono qua per onorare il lavoro dei nostri produttori, dei nostri agricoltori, dei nostri imprenditori e sono qua anche per portare a nome del governo buone notizie perché alcuni cantieri fermi da tempo e penso alla Brescia-Verona-Padova, partono, aprono, si lavora, si scava, si viaggia e quindi si fa. Rappresento il governo del sì. A me interessa che qua il treno viaggi e viaggi velocemente, fra Brescia, Verona, Vicenza, Padova. Se qualcuno aveva dei dubbi, questi dubbi o se li fa o se li è fatti passare e penso che sia questione di giorni se non di ore e si riparte finalmente a lavorare. Ringrazio Verona e il Veneto per come sono amministrati, per i servizi che danno ai cittadini e un bicchiere di vino mette d'accordo tutti. Il settore del vino, mercato interno, è in crescita e quindi questa è una buona notizia. Sull'export a livello di volume, a livello di valore stiamo andando molto bene, dobbiamo aumentare a livello di volume e poi le notizie positive è l'OCM Vino, 100 milioni di euro a favore di chi andrà a promuovere il vino in giro per il mondo e poi la legge sull'enoturismo, aspettata, attesa da anni, invocata, l'abbiamo firmata e adesso si parte. Vinitaly è un marchio che ormai è un brand, chiamiamolo così, che viene riconosciuto in giro per il mondo, piace ed accompagna aziende importanti del vino italiano che sono altrettanto conosciute e quindi se noi abbiniamo il brand Vinitaly e quindi l'Italia ai nostri brand locali e nazionali vuol dire che noi stiamo portando in giro l'Italia. Io ho accompagnato Vinitaly per esempio in Brasile l'anno scorso, con loro stiamo lavorando affinché ci siano tanti piccoli Vinitaly in giro per il mondo che portino avanti quella che è la nostra eccellenza nell'enogastronomia. Si sta parlando di ambiente, io però penso anche una cosa, che bisogna anche dare una mano a tutti quegli imprenditori agricoli che hanno anche una visione ambientale, quindi non possiamo permettere di lasciarli da soli. 53esima edizione del Vinitaly in compagnia del presidente Luca Zaia qui al padiglione del Veneto. Cosa rappresenta il Vinitaly per il Veneto, che è una regione che sta sempre più credendo sull'autonomia? Sai, questa è la più grande mostra al mondo, nella regione più produttiva d'Italia e del mondo facciamo oltre 13 milioni e mezzo di ettolitri all'anno, 53 denominazioni e direi che è una bella vetrina da un lato e dall'altro non solo per l'attività produttiva del vino ma anche per l'identità e quindi l'identità che si respira a Vinitaly è esattamente quell'identità che i veneti poi esprimono ed hanno espresso con la richiesta di autonomia. Cosa pensa Luca Zaia di questo trade union con la Cina? Ma guardi, la Cina e anche gli altri paesi sono tutti i nostri assoluti partner, nel senso che noi abbiamo dei mercati nei quali non possiamo andare lì a fare gli schizzinosi ma dobbiamo collaborare. Questo penso che sia una cosa che ci viene poi da quella Repubblica Veneta che è andata per prima in Cina con la via di Marco Polo. Direi che questo è fondamentale, cioè essere cosmopoliti in un mondo globale nel quale le regole però devono essere rispettate. E per quanto riguarda la bagarre sui fitofarmaci per il Prosecco? Ma guardi, il Prosecco è stata la realtà che per prima ha imboccato una via di virtuosità. È sbagliato indicare il Prosecco come il grande inquinatore perché tra il modello di coltivazione della vite e colui che si è dato, i consorzi sono dati delle autoregolamentazioni che limitano ovviamente l'utilizzo di fitofarmaci. Ad esempio il tema del glifosato che è un erbicida che non viene utilizzato. Dall'altro c'è da dire che il percorso di certificazione del prodotto, del processo, del vigneto, dal punto di vista ambientale è la vera sfida che hanno tutti i viticoltori.